eccoci qua per registrare in un contesto abbastanza naturale. Ho trovato questo bellissimo ulivo, la pillolina di questa settimana. Mi è tornato in mano questo testo di Ormandino, La scelta. E sentite cosa dice. Ovunque ti trovi, ignora le preoccupazioni e i problemi del momento e dammi la mano. Accompagnami in questa missione esplorativa, un viaggio nella mente che potrà aiutarti a migliorare la vita. Troviamo insieme la chiave, una semplice chiave, per aprire lo scrigno che contiene tutte le risposte agli interrogativi dell'uomo. La scelta. Questa chiave è la scelta. E questo libro, sincera, l'ho letto parecchi anni fa, ho solo una forte sensazione di intensità, perché per tutti ci sono dei periodi di scelte, dei periodi di decisioni. Dal latino decidere vuol dire tagliare, recidere, e in alcuni momenti di vita è importante tagliare qualcosa, è importante fare una scelta che ci porti a stare meglio, una scelta che ci porti in modo coraggioso a trovare nuove strade. Ed è questo che ti volevo dire oggi. Qual è la scelta che ancora non hai fatto per paura? Quali sono le scelte lavorative, personali, professionali che tu stai rimandando per 1000 motivazioni? Attento davvero, te lo dico per vissuto, che se non scegli poi la vita sceglie per te, e quando scegli la vita scegli in modo forte e deciso e paghi un prezzo che altrimenti non avresti pagato. Veramente abbiamo il coraggio di scegliere, abbiamo il coraggio di alleggerirci, perché una volta che hai scelto, seguendo il cuore, seguendo anche la cosa più giusta per te, per il tuo bene, la vita ti ripaga. Ogni scelta coraggiosa porta a un grande beneficio. Io credo tantissimo al fatto che prima o poi, se tu scegli, avendo anche il coraggio di decidere, e decidere vuol dire a volte anche tagliare, le cose avvengono e la vita immediatamente ti ripaga con gli interessi attivi. E buon agosto, visto che stiamo iniziando il mese di agosto, e in questo mese buone scelte. Agosto è il mese del sole e scegliamo il sole. Ciao!